Uomini e mezzi sono intervenuti nelle scorse ore, nel sabato da Bollino Nero, per rimediare a una criticità strisciante che inquieta il distacco di Calcinacci dal pilone dell'autostrada. Siamo in via Feltre a Vittorio Veneto, vicino al campo sportivo. Il viadotto fa parte da decenni del paesaggio. Roberto Piccin vive qua da sempre. Qualche sera fa stava rientrando dal ristorante di cui è titolare. È a bordo della sua auto, la velocità è moderata, pioviggina e spesso questa strada viene attraversata dalla fauna selvatica. Soffia anche il vento, ma da queste parti è la norma. E a un certo punto vedo dall'alto dell'autostrada cadere delle cose un po' diverse dall'acqua piovana, quindi rallento subito, mi fermo e proprio di fronte alla mia macchina mi si presenta una scena alla quale sono rimasto abbastanza sbalordito, perché erano dei pezzi di cemento armato caduti dal viadotto da 40 metri, quindi dei veri e propri proiettili che per fortuna non sono entrati nell'abitacolo. Piccin allerta le forze dell'ordine. All'indomani c'è una prima pulizia di massima da parte degli operai della società Autostrade, ma a terra, mostra Piccin, ci sono ancora delle tracce. Queste cose qui, se ti entrano in un cristallo, di sicuro riescono a farti dei danni non immaginabili sulla tua persona, perché se ricordiamo qualche anno fa che andavano di moda a lanciare dei sassi a un cavalcavia sulle autostrade, hanno fatto anche dei morti, ma i cavalcavia sono una decina di metri sopra i passaggi autostradali. Qui stiamo parlando di un'altezza di 40 metri, 38-40 metri, quindi immaginate voi cosa può succedere. Nelle scorse ore il nuovo intervento con autoscala c'è da capire se sarà sufficiente. Parlando con dei professionisti mi dicono che il cemento armato è garantito 50 anni, quindi questo viadotto qui è un signore di mezza età. Insomma, un uomo di mezza età vada sempre dal medico a farsi un check-up, farsi controllare se è tutto a posto, perché c'è sempre qualche problemino da risolvere. Qui abbiamo una struttura di mezza età e pian pianino il vento, l'acqua e le intemperie qui lo stanno erodendo e io sinceramente interventi massicci sulla struttura non li vedo. Ritorna la paura di quella notte Piccin e allo scampato pericolo, ma resta una considerazione amara, soprattutto guardando verso l'alto. Per fortuna non è successo nient'altro di più e quindi va bene tutto, ma qui aspettiamo sempre che ci scappi il morto.